Si dice che la natura non è solo un posto da visitare, si dice che la natura è casa nostra. La natura può allestire spettacoli straordinari e Campodoro è pronto a riceverci attraverso il suo palcoscenico. Iniziamo questo percorso tra storia e cultura con il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Buongiorno sindaco. Ciao Ida, benvenuta. Si dice che vivere in mezzo alla natura, contemplare la natura sia il primo passo per purificare la mente. È vero sindaco, con questa natura poi che c'è qui a Campodoro? Assolutamente Ida, abbiamo un percorso che siamo sopra la pista ciclopedonale a Treviso Ostiglia. Questo è il pezzo di tratto che da Bevadoro va verso Grisignano di Zocco e naturalmente vediamo uno spettacolo di piante e di verde, insomma è un polmone dove uno può fare sport in bicicletta, a piedi, divertirsi, far passeggiate, portare i cani, che è quello che succede tutti i giorni. È una realtà molto, come dire, tranquilla, non ci sono rischi e quindi è il massimo per un territorio come il nostro. Abbiamo detto pista ciclabile Treviso Ostiglia, non solo bella, non solo utile, ha anche una sua storia molto bella da raccontare ai nostri telespettatori. Certo, adesso avremo qui uno storico del paese che racconterà la storia della pista ciclopedonale Treviso Ostiglia, che è una storia molto interessante perché appunto parte dalla guerra e da ferrovia, diciamo, che trasportava i militari al fronte nord-est diventa uno spazio per divertimenti. Quindi da una ferrovia, quindi da una strada, diciamo, della morte diventa una pista ciclabile per fare delle attività per la vita. Esatto. Assolutamente per la vita. Andiamo allora subito a conoscere Luca Marcon. Andiamo, sindaco. Ci troviamo sul vecchio tracciato della Treviso Ostiglia. Era una ferrovia, partiva da Ostiglia in provincia di Mantova, andava a finire a Treviso, lunga 118 chilometri. Adesso è una pista ciclabile, ma è anche un pezzo di storia, con una sua bella storia da raccontare ai nostri telespettatori, vero Luca? La storia della Treviso Ostiglia è ricca anche di conflitti politici. Infatti il tracciato attuale non fu il primo tracciato che venne deciso, se la contesero molti comuni, anche comuni limitrofi, perché era comunque motivo di arricchimento economico, perché serviva anche per trasportare le merci e quindi quando i comuni limitrofi di Camisano e Piazzola si accorsero che la realizzazione della ferrovia poteva portare un arricchimento del territorio, cominciarono a fare delle pressioni politiche per averla all'interno dei propri comuni. È vero Luca che durante il secondo conflitto mondiale le ferrovie tutte erano pesantemente bombardate e anche questa qua naturalmente della Treviso Ostiglia, della frazione di Campodoro. Gli alleati avevano l'intenzione di bloccare tutti gli spostamenti di armi e merci che facevano i tedeschi e quindi essendo questa una ferrovia venne bombardata pesantemente. A marzo del 1944 un carro ferroviario che era parcheggiato qua davanti venne distrutto, si incendiò e la ferrovia cessò di esistere nel 1944 perché venne distrutto il ponte di Piazzola sul Brenta. La Treviso Ostiglia, Luca, si può vivere in bicicletta e a piedi. Noi stiamo passeggiando, ma tu hai visto che prima io sono arrivata con il sindaco in bicicletta. Qui c'è anche la possibilità di avere un punto noleggio biciclette per i turisti che vogliono arrivare.
Il cicloturismo è un aspetto fondamentale per rivitalizzare la Treviso Ostiglia e ne parliamo con Ivan, che si occupa appunto di questi aspetti cicloturistici e che è esperto del settore. Allora andiamo a conoscere Ivan, andiamo. Pensando proprio al turista che passa per Campodoro, avete programmato un sito veramente interessante proprio per i turisti, dedicato ai turisti. Sì, esatto, da un paio d'anni abbiamo già attivo e operativo un sito dedicato interamente alla Treviso Ostiglia, in cui potete trovare il tracciato della ciclabile sempre aggiornato con gli ultimi lavori, adesso è operativa fino a Montegalda, e vi invito quindi a andarlo a visitare, www.treviso-ostiglia.it. Lì troverete sia i punti migliori dove andare a dormire, alcune nozioni storiche interessanti e tanto più dove andare a mangiare. Certo, e allora sai cosa ti dico? Tu hai fame? Certo. E tu hai fame? E anch'io, è quasi sera, abbiamo camminato, abbiamo biciclettato, allora adesso andiamo ad assaporare la buona cucina qui a Campodoro. Andiamo. Cosa mangi e ti dirò di dove sei, vero sindaco? Lei poi è anche un appassionato di cucina. Certamente Ida, dopo una buona pedalata, una buona faticata nella pista ciclopedonale dell'Ostiglia, uno si ferma a mangiare non solo una pizza ma anche primi e secondi piatti caratteristici del nostro territorio, tipo vedo là Ida la trippa, ok, la trippa alla parmigiana, qui abbiamo delle lasagne, della pasta, del baccalà che non può mancare, che non può mancare mai, polenta e baccalà non deve mancare mai. Ce l'abbiamo alla vicentina all'insalata, qui abbiamo il pasticcio con gli asparagi, perché buonissimo, siamo di stagione di asparagi, vediamo che ci sono anche gli asparagi qua, e poi abbiamo anche le seppie e la polentina brustolata, ok, che è squisita, è una polenta veramente eccezionale, sempre del territorio, la farina sempre del territorio. Piselli, insomma, è una, come dire, Sindaco, non può mancare la pasta e fagioli. La pasta e fagioli, che è un piatto caratteristico delle nostre zone, che non deve mai mancare. Ecco, carciofi, insomma, ecco, abbiamo una grande varietà, ma di cibi che però sono del nostro territorio. Ma al ristorante al Pedrocchino si serve, si fa un qualcosa che non c'è in nessun'altra parte del mondo, una vera e propria novità che viene studiata volta per volta, anche un anno di studio, vero Walter? Certamente. La vostra arte inizia da qui, con la girata, con la fritta, con l'allungata, ma cosa sono? Ok, allora noi abbiamo creato la pizza girata, che praticamente è una pizza mai pensata ma nata per caso, e praticamente lievita con gli ingredienti dentro, sicché fa delle ore, oltre ad aver fatto 5-6 giorni di maturazione dell'impasto, fa altre 5 ore prima di essere servita in lievitazione con gli ingredienti dentro. Ovviamente dopo viene guarnita con della mozzarella e di pomodorini e praticamente da un sapore unico al proprio impasto, perché avvolge sia il profumo del basilico, della mozzarella e del pomodoro. Ed è una pizza soffice. Molto soffice, sì. Ma abbiamo altri tipi di pizza e sono tutte novità mondiali. Esatto, questa è una ricerca. Io sono partito dal mio stile lungo e è nata anche la pizza sospesa. La pizza sospesa che è nata... La pizza sospesa, perché si chiama sospesa? Si chiama sospesa perché viene allungata e sospesa su una trave e si allunga da sola. Questa è la sua caratteristica e mantiene la sua croccantezza. Quindi la pasta a un certo punto viene sospesa su una trave e si allunga da sola. Per quanto tempo? Per 3 ore. Anche questa è una pizza molto particolare. Quindi si allunga da sola e viene guarnita. E non viene mai toccata con le mani, sicché non subisce traumi. Ma abbiamo anche la pizza fritta. La pizza fritta è il cavallo di battaglia del Pedrocchino, perché alla fine... E come viene fatta una pizza fritta? Viene praticamente, abbiamo un impasto all'acqua di mare, questo impasto che No, ci è sfuggito qualcosa.
abbiamo un impasto all'acqua di mare. L'acqua di mare, certamente, è una novità in questi ultimi 2 anni di ricerca che mi permette di idratare molto bene la pasta. Ed è fatto con l'acqua di mare? L'acqua di mare, sì. Ci arriva dei boccioni di acqua di mare, la mettiamo nell'impasto e successivamente viene impastata con questo. E fritta. E fritta. Fritta sull'olio di oliva, freschissimo, e poi viene guarnita con della bufala, della burrata o una buona acciuga e del culatello. Lasciamo Campodoro e lasciamo il nostro percorso di storia, cultura, tradizione e qualità, ma con un invito del nostro sindaco. Sì, invito tutti i telespettatori a venire nel nostro territorio e ad assaggiare dei piatti unici al mondo, alcuni unici al mondo. Abbiamo visto insomma delle pizze molto particolari, quindi fatevi un giro nella pista ciclopedonale dell'Ostiglia e poi passate nei nostri bar e ristoranti. Il Pedrocchino ha prodotti particolari, vi aspettiamo a Campodoro. Grazie gentili telespettatori di essere stati con noi a Campodoro e ancora una volta in questa nostra trasmissione vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.retveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata alla prossima settimana.